Buonasera amici di Rugby House, i contenuti non mancano stasera, è ovvio, siamo reduci da un derby, ritorniamo in campionato, insomma tante cose, tanti punti, tanti aspetti, approfondiremo tutto insieme con due ospiti. Il primo rappresenta il protagonista di una vecchia saga totalmente rodigina che si intitola Il peso della maglia numero 10. Con noi Leo Mantelli, ciao, benvenuto. Buonasera a tutti, salve. E l'altro rappresenta il presidente delle Poste. È tanto parlato di pubblico, di affluenza allo stadio, non solo il Battaglini fortunatamente, per cui mi ha detto chiamiamo Stefano, riparliamo un po' con lui. Stefano Padovano, ciao, benvenuto. Buonasera, ciao a tutti, ai miei tifosi, a tutti i tifosi. Perché i e le tifosi anche tifose, cioè, tuoi... sì, i miei, sì, ovvio. Personalmente Leo. mi faccio un po' di promo. Leo, ti rendi conto? La tifoseria Rovigo ha dei tifosi, quindi è un lavoro incredibile. Leo, un po' ironizzato sul peso della maglia numero 10, insomma a Rovigo quella maglia ha un bel peso, eh? Sì, lo sto sentendo, diciamo, però dai, non sta andando così male, quindi sono contento. Insomma, adesso parliamo un attimo di quello che è successo a Padova, perché dobbiamo fare comunque un passo indietro rispetto a questa puntata di giovedì. Una partita che abbiamo buttato noi, abbiamo sprecato noi un po', la disamina è collettiva da questo punto di vista, un vero peccato. Sì, è stata una partita in cui abbiamo giocato solo noi. Ho letto anche le interviste che ha fatto Marcato, allenatore di Padova, ha detto che la partita non l'ha vinta Padova ma l'ha persa Rovigo. Possiamo dire che abbiamo avuto tante occasioni, non siamo stati bravi a sfruttarle e purtroppo è andata così. Stefano, un vero peccato, quando si parla di derby, Petrarca... Un peccatissimo. Un peccatissimo, noi come sempre eravamo lì a soffrire, siamo sempre in tanti dalla parte di Rovigo, abbiamo visto comunque come lui riporta le parole di Marcato, io riporto le parole di Toffano del Padova che dice un derby così povero di personaggi sugli spalti, era un bel pezzo che non si vedeva. E io diciamo l'avevo già notato un po' anche l'anno scorso, quest'anno pensavo che insomma ci fosse un attimino la svolta, poi comunque i derby sono sempre i derby. Noi l'abbiamo visto da fuori, abbiamo visto loro che tengono la palla tanto che comunque dopo alla fine non siamo riusciti ad avere la soddisfazione. L'unica azione del Padova, ci abbiamo preso la meta, noi dopo non siamo più riusciti a recuperare tutto il gioco, il volume di gioco che è stato espresso in campo, insomma, poi lui giustamente era dentro, noi fuori, però tu vedi che comunque giochi, muovi, arrivi lì e dopo non hai quel cinismo che hai un attimino da chiudere la partita o da portare a casa un risultato positivo. Tra l'altro sulle tribune, sempre per quanto ciò che concerne la partita di Padova, si è criticato molto anche lo stato dello stadio, cioè sporco, anche in tribuna stampa hanno insomma, postato foto abbastanza emblematiche. Allora, do ragione, diciamo, tra virgolette, sì, è meglio che sia pulita la sala stampa, le tribune è ovvio che se piove il giorno prima o comunque c'è polvere, sì, è un po' difficile tenerlo, anche perché dopo parlando anche con i ragazzi di Padova dicono che lì ci giocano calcio, ci gioca football americano, è un po' di tutti, era nato per il rugby, si è un po' lasciato stare. Sì, effettivamente devo dire che ho dovuto pulirmi il seggiolino, però quelle sono cose che fanno parte anche del romanticismo. Se vogliamo, una volta stavano in piedi a vedere le partite, adesso non facciamo gli schizzinosi per un po' di polvere, perché abbiamo girati stadi noi tifosi e loro nel campo, cioè, vedi Lazio che comunque non hanno tribuna o quasi, se parliamo di stadi un po' così inagibili o poco puliti, se vogliamo al limite, però insomma ecco, uno potrebbe dire che anche... Noi eravamo dall'altra tribuna, per cui io non sapevo come fosse la vostra, per quello che ti c'era della polvere sui seggiolini, ma c'erano i seggiolini, se vogliamo dare un punto a favore. Altri anni andavamo al plebiscito, non c'erano i seggiolini e comunque diciamo non
non ci siamo mai lamentati di sederci sul cemento, come lo facciamo tutti Sempre i santi. qui, Esatto, certo. quindi diciamo il pubblico dopo, quando ci sono i risultati positivi, dimentica tutto, quindi Certamente. insomma, ecco. Dispiaceva, ti dico, non so, Certo. dispiaceva vedere dei giocatori, atleti che giocavano su un campo in quelle condizioni, perché pensando all'infortunio di Edoardo sul campo, per loro l'incolumità credo che sia fondamentale. Penso anche che poi l'infortunio a Rizzi più o meno possa Anche a essere Rizzi, diventato quello che è esatto, una caviglia, bravo. La se non caviglia. ricordo male può Sì, essere... i ciuffi d'erba, certo non possiamo pretendere di giocare su un tappeto come il pavimento di questa stanza o questo tappeto erboso qua, finto erboso, però ritengo che un minimo di cura vada. Io volevo dissentire però Stefano, scusa, questo è un tappeto naturale, noi diamo l'acqua tutte le sere, insomma, per quello che così verde. Leo, momento chiave della partita secondo te di sabato? Il momento chiave della partita è stato il secondo tempo, prima occasione che abbiamo avuto, che siamo andati in touche a 5 metri e abbiamo sbagliato, non siamo riusciti a segnare. Lì secondo me, non dico che abbiamo perso la partita, ma siamo andati... Tu parlavi della furba o di quella che... No, la prima mi sembra che abbiamo fatto molle, Ok. poi mi ha fatto un avanti, mi sembra. Secondo me lì, anche perché avevamo fatto un primo tempo ottimo, perché ogni volta che siamo andati nel loro campo abbiamo segnato, se con 3 punti o con una meta, quindi il cinismo che ci è mancato nel secondo tempo ci ha fatto perdere la partita. Ecco. C'è stato un avvio molto forte del Petrarca, grande intensità, poi pian piano abbiamo preso in mano la situazione, abbiamo spostato un po' il territorio, siamo andati da loro, ma c'è la sensazione di un estremo controllo, No, cioè ma- come di aver fatto sfogare loro e adesso giochiamo noi. Cioè, se quelle 7 opportunità che hai avuto ne concretizzavi almeno una, cioè, era stata una partita perfetta, perché loro in difesa abbiamo difeso benissimo, non hanno avuto opportunità di attaccarci. A livello di territorio siamo sempre stati nel loro campo. A livello di possesso abbiamo avuto la palla noi per l'80%. I numeri, se vogliamo guardarli, danno ragione a noi. Purtroppo non siamo stati cinici nel concretizzare quelle 7 opportunità. E Ecco. secondo te la causa quale può essere? O la soluzione, che a me va bene anche la soluzione, penso anche a Stefano, no? La soluzione può essere, insomma, allenarci sotto pressione per non sbagliare. Ma secondo te quei penal touche, che poi la situazione è più o meno medesima, anche perché i tuoi calci secondo me hanno avuto un range di 3-4 metri di differenza uno dall'altro, andavi dai 5 ai 10, ai 12, insomma di più. Ci si è arrivati forse, non dico leggerini per carità perché è brutto da dire, però il penal touche ha una sua positività, nel senso che molto spesso si riesce a segnare con quell'azione. Può essere quello, visto che poi anche nel primo tempo eravamo riusciti ad andare... Non lo so, non sono negli avanti, no, nel senso, certo. non so, non penso che siamo andati morbidi o leggeri, cioè, penso che siamo andati lì per segnare. Loro comunque sono stati bravi a difenderci e non ci è mancato qualcosa in più per segnare. Ecco, la cosa che a me personalmente dispiace, volevo sentire anche Stefano dal punto di vista, è che in fondo questi erano punti importanti per la Coppa Europa, per la Continental Shield, perché vincendo appaiavi i Saracens, Timișoara Saracens a 9 e vincendo poi con Lisbona in casa praticamente andavi al secondo turno. Tu Stefano come l'hai vista? Sì, ogni derby va vinto, punto. Quindi questo credo che l'impostazione che loro hanno o che si ha quando si va in campo è che comunque al di là dei 4 o dei 5 punti una partita va vinta, soprattutto se sei fuori casa, perché diventano, come dicevi tu, punti pesanti. Sì, effettivamente avremmo chiuso un po' il discorso classifica e Coppa e ci concentravamo
un po' di più sul campionato. Adesso comunque diciamo nulla, a mio avviso nulla è perduto, perché comunque ho guardato un attimino la classifica, tu fai 5 punti con in casa con Lisbona, che non è detto perché è una squadra adesso, però io devi ragionare, è più fattibile lì che a Calvisano, insomma, nella vittoria. Ma certo, la motivazione la devi avere con un obiettivo, diciamo, alla tua portata, ma guardando gli avversari sicuramente dovrebbero essere alla tua portata, perché comunque io vedo che anche il rapporto che loro hanno con la partita, anche quella che c'è stata in casa col Batumi, un po' come Padova, gli hanno studiati un po' il primo tempo e insomma, secondo me era un avversario forse un pelo a livello fisico, parlo di approccio, di impatto molto più pesante, se vogliamo, e un po' più veloci del Padova. Mi sembra che abbiano giocato un po' similmente la partita anche a Padova, solo che qua poi alla fine Dennis si è inventato una cosina, ci sono state più movimenti che non, forse a volte abbiamo ecceduto nel voler avere sempre il nostro punto di forza, che è i primi 7-8 uomini, e magari forse potevamo un po' aprire un po' di più, dare un po' aria alle polveri, come si dice, perché insomma non è che abbiamo lo stesso Dennis, credo che abbia visto pochi palloni, lo stesso Cioffi. Adesso di questo poi ne parleremo con Leo, capire se c'era una motivazione dietro. Facciamo una cosa, andiamo a rivedere gli highlights della partita di sabato in Continental Shield contro il Petrarca, poi finiamo la parentesi europea parlando appunto con Leo degli spunti di Stefano. Buon pomeriggio amici sportivi, stadio plebiscito di Padova, secondo turno Continental Shield e derby Petrarca Rovigo. Ciao Antonio. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, come sempre buon rugby. Brugnara a chiudere il roster rossoblu. Meniti Ippolito prova il calcio, prova a muovere subito il risultato. Vediamo il calcio del Padovano, pronto alla ricezione. E Cannone, pallone per Nostrani, il pacchetto che si assembla. È buona la difesa rossoblu in questo momento, però attenzione dalla chiusa, Francescato riesce a fare breccia. Concentrazione dell'estremo del Petrarca, gliel'ho un po' mandata a dire la verità. Aria che c'è nello spogliatoio del Petrarca dato dal cambio tecnico che sta portando qualche frutto. Non un calcio perfetto a parte del Petrarca, pallone che rimbalza, c'è un fuorigioco. Interpretare giustamente e fiscalmente questa regola. Leo Mantelli sulle bandierine, 8-3 al plebiscito, beveraggio ai propri compagni, parte Meniti Ippolito. Bandierine su, linea di salto, Ortiz non contesta il Petrarca, la formazione del drive rosso-blu, primo stop l'arbitro Giorgiano, ma avanza, arriva Va Modena a dare una mano, quindi rinforzano un po' la spinta, Rovigo ci crede. Va, c'è la meta del Rovigo, c'è la meta del Rovigo. Tutta la concentrazione di Mantelli. Parte Leo, buono, molto bene, sulle bandierine, tentativo di controrack che avviene, forse un avanti però di Capraro in questo caso, per l'arbitro è tutto ok, un batti-ribatti che va, bravo qui De Marchi, con una francesina a bloccare giusto, Francescato, e ad allontanarlo e poi da lì il fallo. Leo Mantelli prova per il sorpasso, molto bene, che può essere commesso dal Petrarca viene puntualmente punito dal Rovigo. E qui Vannozzi, parte Mantelli, vediamo il calcio, stavolta non entra, già un vantaggio per il Petrarca perché c'è un laterale del Rovigo nel cercare di rompere il drive, ancora vantaggio, buona la difesa del Rovigo sulla linea di meta, ancora un buon lavoro di Pavesi e De Marchi. Siamo lì praticamente sulla linea di meta Petrarca, si porta avanti, Bacchin la mette dentro, eccolo qua, avanti di Majstorovic e lascia giocare, palla che esce,
partita finita. Il Petrarca vince il derby contro la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Viste le immagini, chiudiamo questa parentesi. Leo, allora Stefano diceva prima di vedere gli highlight, abbiamo aperto meno, siamo stati meno capaci di aprire con efficacia rispetto al Batumi. Allora, abbiamo avuto la fortuna di avere tante touch in attacco quasi nei loro 5 metri. Quella zona di campo lì è difficile, è rischioso aprire la palla perché comunque la difesa sale forte e quindi non ci sono tanti spazi. La partita è stata impostata così, è stata impostata con un gioco molto più diretto e quindi insomma ci siamo un po'... Insomma, abbiamo fatto quello che abbiamo detto di fare. Ecco, che tra l'altro a parte quella che è l'esecuzione finale aveva dato dei buonissimi risultati. Esatto, insomma, quindi, esatto. certo. Ecco, a dire il vero, se la prima squadra ha perso il proprio derby, l'Under 18, la Elite, l'ha fatto proprio il giorno dopo, quindi la domenica mattina, quindi comunque nel compenso collettivo noi siamo a posto, se non anche vittoriosi. L'Under 8 l'ha vinto lì, insomma, tra il primo e il secondo tempo, ma ovviamente i bambini devono giocare per divertirsi, non per vincere i derby. Quando poi insomma 18-16 è già un'altra storia, per cui c'è stata anche questa soddisfazione alla battaglia. Tra l'altro c'è un bel po' di gente a vedere la 18 Elite, questo fa piacere. 18 Elite che mi collego per quanto riguarda poi quello che succederà fra 2 giorni, dopo la sfida fra Rovigo e Viadana. Ci sarà anche l'Under 18 alle 18:30 contro Paese, perché un doppio match sabato qui allo stadio Mario Battaglini, prima i nostri bersaglieri contro Viadana per il campionato di eccellenza e poi a seguire immediatamente dopo la sfida fra Under 18 Elite del Rovigo contro il Paese. Campionato, Leo, ci rituffiamo in campionato contro una diretta concorrente per i playoff, perché c'è poco da aggiungere, no? Sì, abbiamo studiato bene Viadana in questa settimana, ci stiamo preparando al massimo, sappiamo che non sarà una partita facile, però conosciamo bene i nostri mezzi e dove possiamo farli male e quindi siamo carichi e siamo pronti per sabato. Molto in serenità, insomma. Serenità, sì. Ecco, serenità è poi una caratteristica che è un po' più vicina a te negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, mi sembra di vedere, Sì. Leo. Sì, sicuramente è molto più facile, come ho già detto, se la squadra fa bene, anche per me fare bene. Sono molto più sereno sia fuori dal campo che dentro il campo, quindi questa cosa mi fa approcciare le partite in modo migliore e anche il risultato sta sempre andando a crescere, quindi sono molto contento adesso. Se ne parla anche meno, per cui sei anche un po' più tranquillo, Sì. meno sui giornali, questo che uno li legga o non li legga, comunque qualcosa arriva lo stesso. Insomma, siamo vicini siamo vicini alla partita, non è ancora finita, che Sì, i giornali però, per carità, non ne parlano. Per carità, però sicuramente per la buona performance la serenità penso sia basilare ed è questo il cambiamento. Non è che è cambiato molto, è cambiato che se tu sei più sereno riesci a intraprendere un Sì, percorso più di miglioramento. confidenza, esatto. È perché prendere in mano la squadra così non è proprio semplice, immagino, no? No, ma io mi metto solo a disposizione della squadra, dall'allenatore e quindi niente, cerco di fare il mio meglio in campo durante tutti gli 80 minuti e niente, io entro in campo sempre per fare il massimo, ecco. No? Certo. Questa è una classica affermazione da calciatore, no? E mi sta bene perché va bene così. Però mi racconti un po' il pre-season o quelle settimane un po' dure in cui magari qualcuno non dico ti ha criticato, però insomma non sono stati troppo leggeri. Qual è il modo per venire fuori da quel momento lì? Soprattutto, insomma, più che in pre-season, soprattutto dopo la prima partita a San Donà, ci sono state molte critiche
Vabbè, nel senso accetto le critiche, e quello che scrivono le altre persone va bene, rispetto l'idea di ognuno, non condivido ma la rispetto. Niente, vabbè, ovviamente non fa piacere ricevere delle critiche da nessuno, ma insomma la mia forza è stata nel ripartire dalle cose su cui ero fiducioso, lavorare su quelle e insomma pensare alla prossima performance. Perché ricordiamo, Leo, tu hai 21 anni, quindi Devo farne 21. devi ancora farne 21. Insomma, Stefano, quanto è difficile qui gestire un qualcosa del genere? Nel senso, ci sono i giovani, bisogna dare spazio ai giovani, poi i giovani magari non riescono a performare come da aspettative, diventa un macello. È un combattimento continuo, è una lotta continua tutti i giorni. Diciamo che se fai una carrellata ampia, se tu vinci va bene, però c'è stato anche che quando vincevi non avevi giocato bene, però avevi vinto, ok, ci sta. Tu hai introdotto il discorso della pre-season, sì, li vedevo faticare, venivo al campo, li vedevo fare le amichevole, insomma c'è stato un po' di buono, un po' di meno buono, ma credo che comunque come chi lavora sbaglia, Certo. chi gioca da solo, di fronte l'avversario c'è sempre, quindi sì, tu ti puoi preparare, come dice lui, a tavolino un piano di gioco, guardi l'avversario sui punti forti, sui punti deboli, però dopo il campo se lui calcia male e in allenamento ha fatto 50 calci tutti bene, non è che lui è scarso perché ha sbagliato quel calcio lì. Diciamo ci sono situazioni che bisogna viverle al momento. Ritengo che Rovigo è esigente, lo sappiamo, è anni che viviamo qua e lo vediamo, sono passati, come dicevi tu, il peso del numero 10, sono passati grandi numeri, grandi nomi, però il rugby è cambiato, il rugby si è evoluto, si è velocizzato, quindi sono cambiate diverse cose. Bisogna anche a volte valutare la partita nell'attimo in cui la vai ad effettuare, perché magari se prendevi una legnata dal Batumi dicevi ma lo sapevamo, invece gli hai fatto, per così dire, il mazzo e allora siamo diventati bravi. No, erano scarsi o erano bravi anche prima, questo lo vedo. Io credo che solo il lavoro paga, quindi la tranquillità paga. Lui lo vedo un ragazzo tranquillo, ma un po' deve essere questo, cioè loro sono capaci di giocare a rugby, credo, perché sennò non sarebbero su un palcoscenico di questo genere. Devono solo un po', dico io, sempre convincersi di più della loro capacità, della convinzione dei propri mezzi, e poi proprio il discorso delle 21 anni. Nel secondo tempo vorrei ricordare che c'era Cadorini contro Santa Maria, Bacchin contro Modena, insomma gente che ha fatto chilometri sui campi da rugby, eppure Cadorini a testa alta, Modena testa alta, però comunque non possiamo dire che c'era un minimo 10-15 kg o anche 20 kg di differenza tra gli uni e gli altri, però abbiamo loro, almeno loro hanno, diciamo in quel frangente, hanno dimostrato che ce l'hanno quello che si suol dire la capacità e la voglia di combattere, insomma. Questo... Allora, nella prima puntata di Rugby House Stefano Bertarello ha detto: quando noi diciamo bravi ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, non intendiamo che sono arrivati, intendiamo dire che capiamo che hanno le capacità per essere qui, ma tutto un percorso davanti. Rapidamente, qual è il tuo percorso? Dove vedi la tua strada o qual è la tua strada? La mia strada è fare bene partita dopo partita e convincere la squadra e soprattutto convincere anche il pubblico.
E la mia strada, ho grandi aspirazioni, però insomma tutto parte attraverso partita dopo partita, quindi in questo momento mi sento di concentrarmi sul presente e poi fare aspirazioni sul futuro. Perfetto, andiamo a vedere gli highlights, o meglio, andiamo a vedere quello che succede negli altri campi del campionato di eccellenza attraverso i nostri collaboratori, poi rientriamo perché Leo ha lanciato un sasso e io lo voglio prendere. Da una parte i campioni d'Italia di Calvisano, primi a punteggio pieno dopo 3 giornate. Dall'altra l'ambizioso e giovane Petrarca, terzo a quota 13. Il campionato di eccellenza torna con una sfida che profuma già di playoff, dopo 2 turni di Continental Shield, che ha visto impegnati con fortune alterne sia i bresciani di Brunello sia i padovani di Marcato. Il match in programma domenica alle 15 al Pata Stadium di Calvisano, che sarà arbitrato da Elia Rizzo, metterà di fronte 2 delle principali pretendenti allo scudetto. I campioni d'Italia, oltre al favore del campo, partono con i pronostici dalla loro, dopo aver battuto agevolmente Medicei, Reggio e soprattutto le Fiamme Oro a Roma. Ed assorbita l'imprevista sconfitta europea ad Heidelberg, sono tornati alla vittoria in Coppa travolgendo Viadana. Per il Petrarca, reduce da una sconfitta onorevole a Timisoara, seguita da un successo di misura su Rovigo, l'obiettivo sarà duplice: mettere alla prova la propria solidità fisica e mentale e tentare il balzo in vetta, confidando in un favore dei cugini rossoblù che affronteranno il Viadana secondo. Dopo il doppio turno di stop dedicato alle coppe internazionali e al trofeo eccellenza, torna nel fine settimana il massimo campionato che, giunto alla 4ª giornata, presenta un menù piuttosto interessante spalmato per l'occasione in 2 giornate. Mentre ai piani alti Rovigo ospita Viadana nell'anticipo di sabato e Calvisano fa lo stesso con il Petrarca il pomeriggio successivo, per il Mogliano di coach Dalla Nora, ma ancora alla ricerca del primo successo stagionale, l'impegno è casalingo ma tutt'altro che comodo contro i Medicei di coach Presutti, piazzati a metà classifica grazie alla vittoria interna contro la Lazio dell'ultimo turno. Per i trevigiani, ancorati al terzultimo posto con i 2 punti fin qui raggranellati nelle prime 3 giornate, un match da prendere con tutte le pinze del caso. Per il valore tecnico dell'avversario, di fatto una mezza succursale rodigina innestata in un telaio rivelatosi già discretamente competitivo, e per il peso psicologico di doversi confrontare con una sorta di obbligo al successo, pena ripercussioni possibilmente da evitare in termini di autostima. Il gruppo sta attraversando un evidente periodo di assestamento dopo le tante novità intervenute in estate, dalla panchina al roster passando per gli uffici della dirigenza, ma è chiaro che anche in assenza del rischio retrocessione una squadra come il Mogliano non può più permettersi di gestire un andamento così poco in linea con la sua storia più recente, posto che l'onda lunga di questa situazione continua ormai dall'anno scorso. Certo, Fiamme Oro, Petrarca e Viadana, le 3 squadre fin qui affrontate, sono tutte a pieno titolo nel gruppo delle candidate ai playoff, ma proprio questo pone la partita con i fiorentini su di un piano ancora più delicato, con lo staff chiamato a proseguire nella costruzione di una fiducia collettiva ed individuale che non può certamente prescindere dal risultato. Resta aperto lo snodo della cabina di regia. Non ha ancora convinto il francese Mornas all'apertura, giocatore molto dotato fisicamente ma che sembra non avere ancora nelle sue corde il livello della categoria superiore. Per il resto, a sprazzi, soprattutto il finale del derby poi perso con il Petrarca, la squadra ha fatto intravedere un potenziale che deve però trovare continuità nell'arco degli 80 minuti. I Medicei si presentano al quadro con la 3ª peggior difesa del campionato. Dalla Nora potrà partire soprattutto da questo elemento per impostare il match, con i primi 5 uomini chiamati sicuramente ad un bell'impegno in fase di conquista ed una linea veloce che dovrà stare molto all'occhio, puntando i riflettori soprattutto sull'ex rossoblù Basson, uno ancora in grado di decidere le partite da solo o quasi. Squadra in campo domenica alle 15, come di prassi, con il passaggio all'ora legale. La Lazio torna a giocare nelle mura amiche dell'Acqua Cetosa e aspetta il Sandonà, una delle squadre più in forma di questo torneo. La pausa non è servita alla Lazio per trovare la vittoria. I biancocelesti sono stati impegnati nel prima delle 2 giornate del trofeo eccellenza e sono usciti sconfitti dal derby contro le Fiamme Oro al termine di una partita comunque gradevole. Alla Lazio sta mancando il risultato. I tanti giovani schierati da Montella stanno comunque facendo vedere un buon gioco e, come nella scorsa stagione, il tecnico laziale sta cercando di creare gioco per far arrivare poi i risultati. Di fatto però ancora pochi punti in classifica per i biancocelesti, è necessario tornare a vincere, farlo con il Sandonà
che è riuscita a piegare Rovigo in campionato, non sarà assolutamente facile. Dopo gli impegni in Continental Shield, Calvisano e Petrarca si preparano per tornare in campo nel campionato eccellenza. Quello che andrà in scena domenica al Pata Stadium di Calvisano sarà di fatto il big match di giornata. Di fronte i bresciani padroni di casa che viaggiano a punteggio pieno frutto di 3 vittorie, tutte con bonus, e i veneti terzi in classifica, ma anche loro fin qui capaci solamente di vincere, in 2 occasioni però senza punti di bonus. Alcuni numeri per dare idea del confronto che andrà in scena: si ritroveranno infatti di fronte le 2 squadre con il miglior attacco e con la miglior difesa. Come sono andate queste 2 settimane di Coppa? Calvisano, dopo il passo falso in Germania contro l'Heidelberg, ha agevolmente regolato Viadana, mentre invece Petrarca, dopo una sconfitta a testa più che alta contro i forti Saracens di Timisoara, è riuscita ad avere la meglio di Rovigo per 18-13 nel primo derby d'Italia della stagione. Un match quindi che si preannuncia equilibrato, anche se il fattore campo e la solidità di Calvisano nelle partite che conta abbiamo imparato a conoscerli in questi anni e forse fanno pendere l'ago della bilancia da parte della squadra di coach Brunello. Ultima parte di Rugby House, forse, perché qua i contenuti escono come funghi, vista anche la stagione. Leo, tu mi hai detto, non so dove vorrò andare, o meglio, adesso lavoro sul presente. C'è stato qualche compagno che ti ha dato fiducia? Perché tu mi dicevi, devo conquistare la fiducia dei miei compagni e del pubblico. È ovvio che per il ruolo che hai, avere la fiducia dei tuoi compagni resta basilare. Adesso in ottica, Stefano menzionava il fatto che avevamo una squadra giovane. Tu hai fatto praticamente tutta questa prima parte di stagione in mediana con Ricky Loro, che è un ragazzo di 19 anni, per cui insomma l'esperienza è importante. Alberto è alle porte, il suo rientro. Ecco, l'importanza è la fiducia dei compagni. C'è stato qualche qualche tuo compagno che ti ha sostenuto particolarmente in queste prime settimane di piena responsabilità? Io sì, ma non c'è stato uno in particolare. Sono stati tutti, dal primo all'ultimo, a essermi sempre vicino, sia nei momenti belli che in qualche momento brutto che c'è stato, e sono sempre stati dalla mia parte, ecco, quindi di questo sono veramente contento. Lucio mi disse l'anno scorso, Leo è pronto per questa maglia. Quanto Lucio ha influito nella tua vita sportiva? Sì, sia Lucio, prima di essere un grande amico sul campo, è stato una persona al di fuori che mi è servita tanto, che mi ha aiutato veramente tanto nei scorsi 2 anni. È stato come un fratello maggiore e niente. Vi sentite? Insomma, sì, lo sento spesso, quasi sempre. E niente, sì, sono pronto. Ti ha detto qualcosa di speciale? No, mi ha fatto dei grandi complimenti dopo la partita, sia contro Batumi che anche sabato scorso contro Padova. Era veramente contento. C'è stato quando, dopo le critiche contro Sandonà, quindi no, veramente il suo aiuto mi è servito molto, mi sta servendo tantissimo. Perfetto. Stefano, prima si diceva quanto è difficile portare la maglia numero 10 a Rovigo, e io voglio un po' prendere questo concetto e dico quanto difficile è portare gente allo stadio. Mi ammazzi. È difficilissimo, no? Allora, come ti dicevo, pensavo dicessi cambia domanda, perché lì no, non cambiare domanda, perché comunque è un percorso che noi stiamo seguendo da quando io ho preso in mano la presidenza di questo famoso club di amici e amiche. E sì, è difficile, non basta a volte essere bravi in campo. Adesso, sinceramente sì, aiuta, però diciamo un po' il rugby, non vorrei dire che sta perdendo un po' di smalto. Devo dar ragione, riprendo il discorso di Toffano, devo dar ragione che bisogna coltivare la base, se vuoi che dopo tu possa avere i 10.000 o i 20.000 o i 30.000 a vedere la nazionale. Bisogna che questi stadi qua siano il Battaglini, ma lo stesso Plebiscito, ma tutti gli stadi siano comunque pieni di gente che vadano a sostenere le squadre di rugby, perché comunque sia è uno sport bellissimo, perché comunque sia è tranquillo, perché
un piccolo episodio, ci siamo un po' beccati con dei padovani per i nostri coretti goliardici, qualcuno non li accetta, va bene, ci sta, è dall'80 e rotti che li facciamo, quindi li faceva Tony Manero, pace all'anima sua, Certo. quando si aggrappava alla rete di là, Certo. e nessuno ha mai detto niente, i giocatori del Padova si caricavano a queste manifestazioni di affetto, perché poi alla fine partita ci siamo andati a bere una birra assieme con i tifosi, però è così, cioè, famiglie ci sono, ma devono anche venire molte più persone. Noi proviamo, lanciamo appelli nel senso simpatici, venite, facciamo cori, sì, i 7.000 o i 6.000 delle finali vanno benissimo, però per arrivare là i giocatori in campo, ma le stesse società, parlo del Rovigo perché sono qua, ma tutte le società avrebbero bisogno di questo, diciamo, sponsor in più che partecipi alla vita di questo rugby, perché sennò giustamente uno si avvilisce. Tra l'altro, scusa Stefano, ti interrompo, c'è sabato, abbiamo detto della 18 Elite che gioca, ci sarà anche insieme a Faides, oltre Bersagliottolen, quindi quest'area dedicata ai kids, ci sarà anche Caldarroste e Vino Rosso, per insomma condividere un po' di più quello che è il pomeriggio, giusto, ecco, per mettere tutto sul piano. Dobbiamo imparare dai nordici, diciamo così, dai francesi, dai inglesi, dal Scozia, quindi dicendo che praticamente la giornata del sabato o della domenica quando giocano è una convivialità, è una giornata lunga, ok, qualcuno può far piacere o meno di vivere il rugby, però stai in compagnia, ti diverti, i bambini giocano in questo caso, quindi ritengo che se faccio un appello venite numerosi perché ci divertiamo, perché anche noi quando proviamo a lanciare dei cori, ma urlate, cantate, ma se sei in 20 fa X, se sei in 200 o in 2000 è un'altra è un'altra cosa, quindi il bellissimo, tu eri presente, lui era in campo, cioè il bellissimo coro che abbiamo fatto per 10-12 minuti a Calvisano ne è una testimonianza, non lasciamolo morire là, insomma, quindi non releghiamo tutto a una finale, la finale deve essere ogni sabato comunque, perché loro entrano in campo come se fosse, credo, come se fosse una finale per portarsela a casa la partita, sia in casa che fuori, ma credo che comunque la partecipazione sia, diciamo, un segno di affetto e di sostegno, perché il rugby deve essere fatto così, insomma. Ecco, volevo solo specificare che le mosche non erano invitate stasera, esatto, ma sono potute venire. Perché sono nere e le volevamo solo rosso-blu. Sì, adesso c'è un problema adesso che capiremo. Leo, ovviamente i tifosi hanno voluto farti le domande e Angelo dice quali sono i tuoi obiettivi per quest'anno, quindi lui la limita a quest'anno. Indossare da qui fino alla fine dell'anno la maglia numero 10 e niente, sperare, insomma, l'obiettivo è sempre quello di vincere lo scudetto. Quest'anno spero da protagonista dal primo minuto. Poi dice, a chi vorresti dedicare questo campionato? Vabbè, alla mia ragazza, che purtroppo siamo distanti perché lei abita a Londra e fa tanti sacrifici per me, per vedermi, quindi lo dedicherei a lei, ecco. Perfetto. Poi dice, com'è stata l'esperienza in Uruguay con gli emergenti? È stata un'esperienza bellissima, dove ho avuto la fortuna di giocare tanto e dove veramente mi sono divertito e siamo stati competitivi in tutte le partite e insomma è sempre bello comunque giocare all'alto livello e soprattutto in quelle competizioni, ecco. Per riallacciarmi a quanto dicevo prima della Continental Shield, penso che il non conoscere la squadra avversaria, quindi competere con altre persone, dei giocatori che magari non hai mai affrontato, abbia un certo fascino. Sì, infatti abbiamo dimostrato contro Batumi, è proprio uscita secondo me uno spirito di squadra che ancora non si era visto. Infatti è quello che veramente mi ha reso orgoglioso e fiero di questa squadra, ecco.
Anche perché di fronte a te c'era un giocatore con 56 caps con la Georgia che già giocava con i Tbilisi Caucasians quando abbiamo fatto lo spareggio, sicuramente un uomo di grande esperienza, non era semplice affrontarlo. Anche grande. Ma no, il 10 era Pesantino. e poi c'erano gli altri che sicuramente erano di scuola sovietica, dico russo potrei scatenare dei problemi diplomatici, per cui di scuola sovietica. Siamo al termine di Rugby House di questa sera, allora io vi ricordo sabato ore 16 Femici Z Rugby Rovigo Delta contro Viadana, per cui un po' di ex arriveranno qui allo stadio Mario Battaglini, i bersaglieri vogliono rifarsi dopo il passaggio vuoto del plebiscito. A ruota alle 18:30 l'Under 18 Elite contro il Paese. Bersagliotto Lenz sarà attivo, quindi l'area Kids con il bersagliotto e i vostri bimbi. Ci sarà appunto questa situazione conviviale per tutto il pomeriggio con caldarroste e vino rosso, giusto? Insomma, siamo nel momento delle castagne, perché arrostirle e mangiarcele insieme può far bene e può far vivere lo stadio, la situazione appunto che dicevi tu prima, Stefano, in maniera molto più serena e tranquilla. Leo, grazie mille di essere venuto. Grazie a voi. Stefano. Grazie, vi aspettiamo. Perfetto, tra l'altro c'era un cappello invernale delle Posse, ce lo lancia dalla regia per favore, eccolo qua. Allora volevo così, gli do un piccolo segnale, anche comunque loro sanno che a prescindere da quando ci arrabbiamo, comunque gli vogliamo bene lo stesso, perché diciamo sono i nostri beniamini da sostenere in campo, ok? Quindi, grazie, tengo io. ecco il segnale che sta arrivando il freddo. Questo Esatto. è il messaggio Quindi tra le righe. Tra l'altro molto bello, complimenti. Posse rosso-blu. Grazie Stefano. Grazie a voi. Ci vediamo tutti sabato presenti al Battaglini dalle 16 fino a ora di cena. Buonanotte.